Assessore Gibelli, chiudiamo con Sacile una 3 giorni di sport. Tantissimo pubblico allo Zoncolan, a Grado, a Gorizia e oggi a Sacile. Lo sport è sempre un fattore di attrazione. Sì, lo sport è un fattore di attrazione forte, soprattutto il ciclismo che è da sempre vissuto come lo sport più popolare insieme al calcio. D'altra parte poi questa è una terra di ciclisti e lo dimostra anche quello che ha preparato Sacile, che ha fatto una settimana di eventi preparatori e coinvolgendo anche le scuole che hanno lavorato sul tema del Giro d'Italia. Ed è anche una vetrina formidabile per le nostre bellezze. Io credo che Sacile avrà uno sprint in più, così come tutto il territorio che il Giro ha attraversato da qui in poi, e che questo sia un bel segnale per dire ricominciamo. Tra l'altro non dimentichiamo ieri arrivo a Gorizia, capitale europea della cultura 2025, il ciclismo ha tirato la volata a una grande manifestazione, giusto per restare in termini sportivi. Ha tirato la volata a Gorizia 2025 e anche alla candidatura UNESCO Brda Collio. Noi ci teniamo molto, io ho sempre detto che non voglio chiudere la mia vita professionale e pubblica con una sconfitta. In passato, quando ero direttore generale cultura in Lombardia, ho portato a casa 4 tutele UNESCO, non vorrei adesso non portare a casa questa e quindi massimo impegno e grazie al Giro che ci ha tirato la volata. Sindaco, la città si è tinta di rosa, lo ricordava l'assessore, non si chiude qui, o meglio non c'è stato solo questo, ci sono stati una serie di eventi con i quali la città si è preparata. La città si è preparata, ma questo è il vero punto di ripartenza dopo un periodo di grandi chiusure. Per noi è stata l'occasione di creare le sinergie anche con il territorio, i comuni limitrofi. Abbiamo realizzato gli eventi preparatori con grande energia e con grande entusiasmo e con la collaborazione di tante realtà associazionistiche, di volontari, di tante persone, anche i commercianti della nostra città, che hanno saputo dare grande impulso e grande collaborazione perché la piazza, la città e il territorio fossero preparati. Quindi un'occasione straordinaria sulla quale insomma abbiamo investito e grazie anche alla Regione che ha creduto nel territorio e ha consentito appunto la partenza da Sacile. Quindi direi qualcosa di veramente straordinario. Da qui partiamo anche con le riaperture del nostro territorio e ci auguriamo insomma che le cose vadano sempre nel migliore dei modi. Enzo Cainero, allora siamo arrivati alla fine di questo trittico del Friuli Venezia Giulia, partiti con il brutto tempo allo Zoncolan e finiamo ancora con la pioggia. Facciamo un bilancio di questi 3 giorni di gare. Ma molto positivo, lo dicono gli altri, non devo dirlo io, recepisco le indicazioni e le sensazioni di chi ha vissuto questi 3 giorni, e parlo di spettatori, di popolazione, di istituzioni e di addetti ai lavori. Diciamo che sapevo che era una 3 giorni molto impegnativa, che avrebbe chiesto la collaborazione di tanta gente, di tante persone, così è stato. L'abbiamo portato alla fine, io ne sono molto molto contento, abbiamo unito il mare e la montagna, cittadine bellissime come Sacile, dove mi dispiace piova, però c'è tanta gente. È stato uno Zoncolan più difficile del solito quello di quest'anno? Sì, il più difficile di tutti i miei 18 anni, però con tutta onestà devo dire che il risultato, la partecipazione mi ha ripagato in modo notevole e ha ripagato il lavoro dei volontari, delle persone che mi sono state vicine. Archiviato lo Zoncolan, archiviamo Sacile, però il grande ciclismo femminile tornerà in Friuli Venezia Giulia a breve. Sì, noi adesso 2 o 3 giorni per riprendere un po' di lavoro professionale, poi ci ributtiamo nell'organizzazione del Giro d'Italia femminile che avrà ben 3 tappe, venerdì, sabato e domenica, 9, 10 e 11 di luglio prossimo venturo, e sarà una cosa sicuramente molto interessante, molto bella. Poi è una gara, l'unica gara al mondo di questo prestigio. Cosa c'è nella testa di Enzo Cainero per il prossimo anno? Al prossimo anno dovrebbe essere già fatto, adesso pensiamo al 2023 più avanti, però bisogna arrivarci fino lì perché gli anni corrono come le ruote delle biciclette, non le puoi fermare, non hanno i freni,
se tutto va bene, cioè, il rapporto con la struttura di RCS è eccezionale, bellissimo, e quindi la capacità organizzativa, la credibilità che abbiamo acquisito in questi anni ci permette di poter prevedere anche a lungo termine. Per chiudere, Enzo, a chi vogliamo dedicare queste 3 tappe che si sono appena concluse? Posso essere presuntuoso, a me stesso.